Io da molto giovane ho incominciato a lavorare le altissime temperature. È strano questo, quando io parlo che ho incominciato a fare le mie prove in ceramica a 1400 gradi. E un critico giapponese, un mio caro amico, che nell'ultimo viaggio che ho fatto in Giappone mi chiedeva perché il tuo amore per le alte temperature. Io l'ho detto, io la prima ceramica che ho fatto l'ho fatto a 1400 gradi perché il mio padre era un industriale di mattoni refrattari. E allora io molto empiricamente, senza una formazione tecnica o artistica, metteva cose nel forno. E poi pian piano ho incominciato la mia formazione un po' da autodidatta nel campo della pittura, della scultura. Ho lavorato diversi materiali, dal metallo alla pietra, però sempre amando molto la ceramica e il grès. E finalmente, quando ho incominciato a lavorare professionalmente come artista, ho scelto il grès come forma espressiva, perché credo che il grès ha una ricchezza, un calore, un'espressività che gli altri materiali non me lo danno. La pietra viene fatta dalla natura, il bronzo si fonde il metallo che poi si può cambiare certe patine, il ferro è quello che è. Anche se l'arte contemporanea dei più grandi scultori sono fatti su questi materiali, però questo è un fatto personale mio, di scegliere il grès perché io considero che noi ceramisti abbiamo la possibilità di creare la nostra materia. Allora io, secondo il tipo di pezzo, il tipo di scultura, le dimensioni, la forma, creo una materia diversa. Aggiungo diverse terre, diversi colori, diversi refrattari o chamotte, e certe volte creo quella materia per fare quelle sculture lì e poi cambio secondo le altre sculture che farò. Questo sono molto, come dire, felice non è la parola, sono molto, è parte mia il grès, e poi il campo della ceramica è infinito. Io penso che alla mia età certe volte dico c'è questa strada, questa forma di fare ceramica, però ormai già cominciare questo sono un po' in ritardo, così che io non rinego del mio materiale, della mia ceramica, sino che penso che se fosse una seconda vita io continuerò a fare la ceramica per poter sviluppare ancora di più questa forma di fare grès e questa forma espressiva che amo tanto. Io con il tempo, e ogni volta l'ho accentuato di più, lavoro le forme molto primordiali, diciamo molto primarie. Anche se mai ho voluto avere un tema specifico, una idea sulle mie opere, questo è un concetto concreto, come fanno i concettuali oggi e tante forme d'arte attuale. Io mi riferisco un po' più che altro in questi ultimi anni alle forme più primitive che ha costruito l'essere umano, della preistoria, i dolmen, il menhir, il totem, che sono le prime manifestazioni non artistiche, le prime manifestazioni dell'essere umano come espressività. Non era soltanto una forma artistica, era una forma rituale, una forma religiosa, una forma anche artistica. E allora io sono molto affascinato di questo mondo, più che altro ai nostri tempi, con la densità di diverse forme di creatività che ci sono. Così che io ogni volta di più vado alle forme più primarie. Per quello ho dato tanta priorità alla superficie nei miei pannelli con rilievi, e poi nelle sculture alle sfera, al parallelepipedo, al cubo o a questa somma dei blocchi di ceramica che poi diventano forme primitive, da dolmen, totem, che sono titoli anche che io adopero per certe opere. E dentro di quelle opere io amo molto lavorare la superficie.
con degli elementi anche molto semplici, li graffio, li taglio, li buco, li lavoro in questa forma qui per arricchirlo. E poi do una pattina molto semplice con diversi ossidi che l'alta temperatura produce effetti che io amo molto, e sempre un po' contrastato questo con qualche parte di lucido, di smalto, di cristalli, di vetri, perché una cosa fa vivere l'altra, allora arricchisce l'opera. Sì, io quando realizzo le opere, nelle piccole opere mi piace giocare molto, c'è la parte del gioco nel lavoro, no? Di fare questi tagli, o di buttare un colore, la cosa gestuale che io amo molto, la forma spontanea. E allora le opere più impegnative, di misure grandi, che c'è tanto impegno di lavoro, di tempo, non posso giocare assolutamente perché rischio molto, e allora tratto di avvicinarmi il più possibile all'idea che ho che deve essere l'opera realizzata. Per quello, a parte di certi disegni, certi schizzi, arrivo certe volte a fare un modellino per vedere le proporzioni, avvicinarmi il più possibile all'opera. Sempre, in ogni caso, io poi l'idea originale cambia lavorando. Io, lo stesso momento del lavoro mi spinge per dare un indirizzo all'altro, o cambiare un segno, una riga, allungare o accorciare una forma. Sì, questa è un po' la strada che io seguo per fare le sculture. La mia formazione parte dall'Argentina, dove avevamo formato un gruppo abbastanza interessante di colleghi e amici che abbiamo fatto delle prime mostre di ceramica contemporanea. Poi arrivando in Europa, diciamo, dove ho girato un po' prima di raggiungere Albisola, evidentemente, anche si vedrà nel mio lavoro, io ho scelto una strada dove si vede che ho avuto d'occhio tutto il gestuale dei tappis, l'espressionismo astratto del gruppo Cobra, tanti degli americani. E arrivando a Albisola ho trovato un clima culturale, diciamo che io sono arrivato quando finiva un'epoca d'oro da Albisola. Ora ho conosciuto a diversi di questi artisti, per motivi di lingua, di cultura ho avuto una grande amicizia con Wilfredo Lam, e ho conosciuto a tanti altri, a Asgherion, a Lucio Fontana, e artisti che vivono ancora oggi a Albisola. Era un momento di grande effervescenza che un po' eccitante era Albisola in quell'epoca, e veniva molta gente di fuori. Per questi grandi personaggi che abitavano a Albisola venivano altri artisti, venivano galleristi, facevano critici. Veramente Albisola era un piccolo centro che non so se in Italia si è dato in un altro posto come Albisola. È successo forse a Vallauris per Picasso nella costa francese, è successo vicino a Barcellona per Miró, e a Albisola è successo per un gruppo di artisti e galleristi che si radunavano lì. Allora questo momento per me è stato molto importante, perché forse ha segnato una forma di lavoro, una filosofia di vita anche, no? Sì. Sì, questa razionalità e questa forma intuitiva di lavorare
io credo che non è solo mia personale, sino che è una fetta grande dell'arte contemporanea. Nel mio caso io lavoro molto su forme geometriche, sono i cubi, i parallelepipedi, le sfere, i cerchi, sono le righe dirette, sono i tagli, però io ho bisogno poi di rompere questo, di farlo vivere. Allora faccio delle mosse spontanee, gestuali, però quando creo troppa confusione con la materia ho bisogno di nuovo di ordinare, viene la parte razionale. Allora ho bisogno di tirare una riga diretta, fare un cerchio. Allora per me sempre esiste questo equilibrio in queste due forme di sentire, diciamo, la mia arte. Sì. Io lavoro come sempre, come quando avevo 30, 40, 50 anni. Mi rendo conto, certe volte mi vengono degli stimoli molto forti, come le volte che mi hanno invitato i giapponesi a lavorare, che il Giappone è un po' il paradiso della ceramica per certi lavori, per certa forma di fare ceramica come la mia. E allora io vado avanti come l'ho fatto sempre, ogni giorno sembra di fare un pezzo che lo invento di nuovo. Poi si dirà se è più buono o meno di quello che ho fatto anni fa, ma si va avanti così.